ragazzi, come si chiama il mio canale? Quando ci vuoi. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché adesso vi devo raccontare di stamattina quello che mi è capitato. Allora ragazzi, io parcheggio nelle strisce, bella precisa, mai stata così precisa. Dietro mi chiudono, una macchina mi chiude. Vado nel negozio, mi dicono di andare in questo negozio perché la persona probabilmente sta facendo degli acquisti, sta facendo i comodi suoi. Niente, non mi aprono. Insomma, busso tante volte, poi mi apre il titolare del negozio, niente, e mi manda via, cioè perché sto disturbando la loro giornata di lavoro. Sto altri 10 minuti, un quarto d'ora ad aspettare che mi liberano con la macchina. E niente, praticamente dopo 10 minuti, quindi stiamo parlando che io sono stata 20 minuti come una scema, esce la persona dal negozio dove io avevo bussato e niente, era lui lo scemero Village, che avevo messo la macchina da me. Ragazzi, voi che cosa avreste fatto? Ho fatto la pazza, quello là del negozio, ragazzi, quello là del negozio ha detto che mi deve venire un infarto a me. Cioè, ma ci rendiamo conto, ragazzi? Ha detto calmatevi perché vi viene un infarto. Vi può venire un infarto. Vi può venire un infarto, non l'ha detto in napoletano ovviamente perché qua non sto a Napoli. Ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, io non solo mi sono parcheggiata, bene, ho fatto la persona civile, quello che mi ha chiuso con la macchina a da sta buona a me, ma da venire in infarto. Ha già fatto un bel elettrocardiogramma, sia da me, entro le 48 ore, perché secondo me l'infarto viene a te. Ragazzi, io non ho parole, non so, ditemi voi nei commenti se ho sbagliato qualcosa. Ragazzi, mi raccomando, quando succedono le cose non vada a calmarvi, dovete ribellare. Io sono tollerante, ma a parte che la mia tolleranza è una tolleranza napoletana, voglio 1, 2 e 3 e poi è meglio che avevano fuito. E voglio quando ci può. Buona giornata ragazzi, ciao.